Euroregione News. Mini rugby da grandi, il torneo internazionale Città di Codroipo. 4 giorni impegnativi per Susanna Greggio, presidente dell'Overwag Line Rugby di Codroipo, che insieme alla sua famiglia allargata, composta da centinaia di atleti, genitori e amici, possono essere fieri di quello che sono riusciti a fare con questo quinto torneo Città di Codroipo. Presidente, com'è andata la giornata? Bellissimo, c'è il sole, c'è la birra, ci sono i bambini che giocano, c'è divertimento, c'è allegria e abbiamo tanta voglia di divertirci, e questo è, uno degli obiettivi principali di questa giornata. 3.000 persone, 3.000 presenze tra genitori, nonni, amici, parenti, la città di Codroipo che finalmente ci appoggia e ci sostiene. 947 bambini presenti sui campi da rugby, 8 campi da rugby, partono i bambini dai 5 anni ai 12 anni, un grande successo. Nella giornata di sabato, 1 giugno, abbiamo avuto 6 squadre, tra cui 4 squadre straniere e 2 squadre italiane, per il torneo Under 14 dell'Overwag Line, il Città di Codroipo, dove è arrivato vincitore il Vienna Donau, secondo il Nada Split e terzi Overwag Line Rugby Codroipo. Una grandissima giornata di festa e di agonismo sportivo. Ci siamo messi alla prova quest'anno col primo Challenger Plastic Free della regione, anche del mondo sportivo, il primo torneo in Italia di rugby che si fa con la teoria del plastic free. Abbiamo voglia di lasciare un mondo migliore ai nostri bambini e dobbiamo iniziare dal piccolo. Abbiamo deciso quest'anno di fare questa prova dove siamo stati accolti e seguiti da tutti i sostenitori e il pubblico presente. Non abbiamo utilizzato contenitori monouso di plastica, ma bicchieri di plastica dati in cauzione. Tutti i contenitori dove i bambini hanno fatto il terzo tempo, che è una delle abitudini e del grande momento del rugby, sono stati nei contenitori di carta, quindi riciclabili, no plastic. L'Overwag Line da 5 anni organizza questo grandissimo evento la prima domenica di giugno e quindi vi aspettiamo il prossimo anno, ancora di più, sempre più numerosi. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.